Questo è un film d'urbanistica, è un film che ti riguarda. L'urbanistica non interessa soltanto consiglieri comunali, architetti, speculatori, ingegneri, geometri. Interessa a ognuno di noi, perché si tratta di dar forma all'ambiente in cui dovremo vivere tutti. Prima dell'ultima guerra, appena 30 anni fa, metà della popolazione attiva italiana era addetta all'agricoltura. In altre parole, un lavoratore su due era agricoltore. Nel 1951 gli agricoltori erano ancora il 40%, oggi sono il 24%. Questa trasformazione è avvenuta in soli 15 anni ed è tuttora in corso. Infatti il 24% è la percentuale più alta fra i 6 paesi del MEC. Secondo gli esperti, la media europea ben presto sarà del 12-13%. Tutto ciò si riflette sulla distribuzione della popolazione nel territorio, accentuando sempre più il fenomeno dell'urbanesimo, modificando profondamente la forma e le dimensioni delle città. Prima della guerra, un italiano su 7 viveva in città con più di 100.000 abitanti. Oggi 1 su 3. Ne abbiamo per centinaia di chilometri di strade così in Italia e ne avremo sempre di più. I futurologhi prevedono che nel 2050 tutta la Valle del Po sarà un'unica area urbana, interrotta da poche zone agricole, che tutto il Lazio sarà una sola città. In questo paesaggio vivrai almeno 5 giorni la settimana, i 3/4 della tua vita. Se ti piace, se credi che sia l'ideale per te e per i tuoi figli, l'urbanistica non ti interessa. Questo film non ti riguarda. Una città sola sembra diversa, cantata dai poeti, sognata dagli amanti, persa nel suo colloquio di sempre con la laguna. Ma guardando più attentamente si scopre una diversa realtà. Migliaia di case sono malsane e inabitabili. La città perde rapidamente i suoi abitanti. La sua vita economica si impoverisce. Per un organico intervento di restauro e di risanamento sono necessari centinaia di miliardi. Perché salvare Venezia? Certo, per la sua storia. Ma più semplicemente perché è bella. Perché è più bello vivere qui che qui. Venezia non è preziosa solo per quanto significa nella storia della nostra civiltà e per la bellezza dei suoi singoli edifici, ma soprattutto perché è un ambiente urbano aperto, accogliente, che propone una convivenza umana e civile. Le città della speculazione sono fatte così, edificio su edificio, per assicurare il massimo profitto ai proprietari del terreno edificabile. Guai se resta un po' di spazio libero. Subito si apre un nuovo cantiere affinché lo sfruttamento del suolo sia completo. Non importa che la collettività ne paghi le conseguenze. Le strade troppo strette, le scuole lontane chilometri, la mancanza di asili in interi quartieri. Un paesaggio opprimente ovunque si volga lo sguardo. Basta che da ogni metro quadrato si tragga il massimo profitto. Venezia non è nata così.
La bellezza di una città consiste anche nel suo essere fruibile per la collettività intera, non da speculazione sul terreno edificabile, ma dal cosciente sforzo di creare un luogo in cui sia bello vivere, nasce Venezia. Piazza San Marco non è stata progettata con l'intenzione di attirare turisti, di riempire alberghi o vendere qualche souvenir. Piazza San Marco ci seduce ancora oggi come compiuto esempio di luogo eminentemente pubblico. Battersi per la salvezza di Venezia non significa semplicemente voler conservare i monumenti del passato, ma vuole essere la scelta cosciente di un'alternativa, la proposta di una città concepita a misura dell'uomo, che gli consenta di soddisfare, al di là dei bisogni elementari di casa e lavoro, esigenze psicologiche più complesse, come quella di stare con gli altri in un luogo piacevole o solo, a contatto della natura. Oggi che le città soffocano nel caos del traffico, Venezia, un'isola pedonale di 700 ettari, con la rigorosa separazione del traffico pedonale e di quello veicolare, è all'avanguardia. È questa la soluzione proposta dagli urbanisti per il futuro. Venezia, bella solo per i turisti, ci svilisce tutti, perché quanto era destinato a tutti nel quotidiano diviene fruibile solo al turista. La città come bene di consumo, Venezia come la Coca-Cola. Venezia è un modo diverso di concepire il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Solo come un'autentica alternativa alle città di cemento della speculazione, la sua salvaguardia avrà un senso. Dovranno però essere anzitutto i veneziani a salvare la città, a ridarne una vita economica, a rifiutare il destino di una Disneyland italiana. Venezia è tutt'uno con la laguna in cui è sorta. Se gli interramenti e gli scarichi industriali continueranno a distruggere la laguna, neppure il restauro della città avrà un senso. Il restauro di Venezia va congiunto alla creazione di un parco naturale nella laguna nord, attorno a Torcello. Un parco naturale perché qui è bello andare in barca, remare, pescare, fare all'amore, sentirsi felici. Perché se questa cornice della città, questo ambiente naturale unico in Italia, non resta come bene di tutti, non sarà possibile sottrarre Venezia alla speculazione turistica. La laguna si riempirà di alberghi, pensioni e condomini e Venezia non sarà mai più una città viva e abitabile, ma solo una vuota larva di se stessa, una città morta, falsa immagine ad uso dei turisti. Venezia sprofonda lentamente. Le entrate sui canali debbano essere murate. Le fondamenta debbano essere rialzate perché l'alta marea non le sommerga. Il moto ondoso del traffico sbriciola le fondazioni dei palazzi battute da acque sempre più agitate, che gli scarichi industriali inquinano ogni giorno di più.
l'atmosfera satura di esalazioni nocive, corrode edifici e statue secolari. Il mare stesso, che portò alla città ricchezza e gloria, ormai la minaccia di morte, come è dimostrato alla mareggiata del 4 novembre 1966. Nel frattempo, Venezia si spopola sempre più rapidamente e sono i giovani ad andarsene. L'età media della popolazione aumenta. Che fare per salvare Venezia? Anzitutto bisogna garantire la possibilità di abitarci. Non basta salvare i numerosi celebri palazzi. La gente se ne va soprattutto perché è difficile trovare alloggi decenti a prezzi ragionevoli. E Venezia non deve diventare una città residenziale di lusso o un unico immenso albergo per persone anziane. Venezia deve poter accogliere una popolazione giovane ed attiva di ogni strato sociale. È necessario pertanto utilizzare equamente gli investimenti pubblici destinati al restauro, intervenendo in tutta la città. La soluzione non può essere quella del passato. Le case dei ferrovieri a Santa Marta, gli alloggi popolari di Baia del Re, non sono solamente realtà architettoniche aberranti, ma anche il tentativo di riproporre a Venezia quella radicale divisione delle funzioni della città che genera quartieri dormitorio destinati a un unico strato sociale, che la struttura di Venezia ha sempre escluso e la moderna urbanistica rigetta. Il quartiere di Saccafisola, che ripete oggi gli stessi errori, ci prova che l'urbanistica non è solo una soluzione tecnico-economica a un problema concreto, ma anzitutto espressione tangibile dei rapporti sociali, cioè un problema politico che richiede la partecipazione di tutti. Venezia ha sempre saputo adattarsi all'evoluzione del gusto e delle esigenze funzionali ed esistono anche recenti tentativi, più o meno riusciti, di inserire edifici moderni nel centro storico. Con altezze crescenti, con frequenza allarmante, si verifica ormai ogni anno il fenomeno delle acque alte. È indispensabile istituire un efficace sistema di previsione che consenta di informare i veneziani in tempo e permetta loro di tener duro in attesa di una sistemazione definitiva dei rapporti tra il mare e la laguna. I veneziani sono attaccati alla loro città e, preparati all'avvenimento, la fanno vivere malgrado l'acqua alta. Guai però se di fronte a una situazione eccezionale Venezia dovesse trovarsi impreparata come nel 1966.
La minaccia più grave verrebbe dal mare, che solo l'esile cordone delle isole del Lido e di Pellestrina separa dalla città. L'ultima opera della Repubblica Veneta furono proprio i famosi murazzi, per rinforzare le difese naturali della laguna e della città. Riparati dopo il 4 novembre 1966, oggi sono in grado di allontanare le minacce più gravi. I murazzi proteggono non soltanto Venezia, ma anche le case e le vite dei 6.000 abitanti di Pellestrina e San Pietro in Volta, che solo quest'opera ripara dalla furia del mare. È ormai indispensabile un'azione coordinata per decidere interventi massicci, che rendano possibile il controllo del livello delle acque nella laguna. Ma se non si riuscirà a rinnovare la vita economica, tutto questo servirà a ben poco. Dagli inizi del secolo, la classe che detiene il potere economico ha tentato di arginare la decadenza, concentrando tutte le risorse in due direzioni: lo sfruttamento delle bellezze del centro storico per il turismo e quello della laguna come porto industriale. I risultati saltano agli occhi. La crisi è più grave che mai. Il turismo come principale attività del centro storico ha impresso alla sua economia un andamento stagionale. Una certa domenica di fine ottobre la città si svuota, i negozi e gli alberghi chiudono, affiggendo pudicamente chiuso per restauro, per non dire per mancanza di clienti. Le gondole si preparano a svernare, a Venezia non restano che i pochi abitanti fedeli e i problemi di sempre. Le soluzioni alla crisi economica vanno cercate altrove. Come ieri ha fatto per un vasto impero marittimo, i cui traffici si estendevano sino agli estremi limiti del mondo allora conosciuto, così oggi Venezia deve assolvere per la regione veneta quelle funzioni direzionali, commerciali, culturali, per cui la sua struttura urbana costituisce una sede ideale, attrezzando quelle zone che si prestano a una trasformazione. L'arsenale, troppo grande per le attuali esigenze della Marina Militare, consentirebbe l'estensione degli istituti universitari della città. I padiglioni della Biennale potrebbero venire utilizzati durante tutto il corso dell'anno per attività di documentazione e informazione artistica e culturale. La punta della dogana alla salute e i contigui magazzini del sale. Qui dovrebbe sorgere un centro sportivo comprendente una piscina coperta. L'ex Molino Stucchi, ideale grazie alla sua ubicazione per attività direzionali industriali o pubbliche. La vecchia stazione marittima potrebbe finalmente essere destinata a quelle funzioni portuali e direzionali che il piano regolatore le assegna. L'area dell'attuale macello civico a San Giobbe. Qui dovrebbe sorgere il nuovo ospedale progettato da Le Corbusier, la cui realizzazione ha finora incontrato notevoli ostacoli, ma che permetterebbe di liberare il vecchio ospedale di San Giovanni e Paolo, assai poco funzionale come nosocomio, che a sua volta potrebbe essere utilizzato ad altri fini. In questo modo il centro della vita cittadina verrebbe riportato verso la zona di Castello, attualmente in crisi, evitando un'ulteriore concentrazione degli uffici nelle vicinanze di Piazzale Roma.
Importante è anche che si intensifichi e si coordini l'azione già in atto di recupero di palazzi storici utilizzabili da enti e industrie per attività direzionali e culturali. Un programma del genere è irrealizzabile senza un moderno sistema di trasporti. Gli attuali collegamenti acquei possono, con qualche miglioramento, soddisfare le esigenze della circolazione in Venezia, ma sono insufficienti per le comunicazioni con la terraferma. L'automobile non è una soluzione perché, arrivata a Piazzale Roma, ci resta e bisogna trasbordare. Il progetto di un'autostrada di scorrimento lungo le fondamenta nuove, verso Sant'Erasmo e la penisola del Cavallino, avrebbe favorito la speculazione sui terreni valorizzati, richiesto ancora un paio di piazzali Roma e ridotto ben presto Venezia nelle condizioni di Chioggia, dove le automobili circolano sui canali interrati. È possibile migliorare i collegamenti col centro storico con motonavi in partenza dagli approdi, attualmente in disuso, di San Giuliano e Fusina, e con più frequenti corse della linea di Punta Sabbioni, soprattutto durante l'estate, ma non può essere la soluzione definitiva. Solo una ferrovia metropolitana, qualora si accerti che la sua realizzazione non comporta alcun pericolo per la sicurezza del centro storico, può offrire una soluzione soddisfacente. Senza alterare le caratteristiche della laguna e della città, Venezia verrebbe così concretamente inserita nella realtà regionale, diventando il cuore di una vasta area metropolitana estesa sino a Padova e a Treviso. Sarebbe inoltre garantito l'indispensabile e rapido collegamento pubblico tra la città insulare, il centro di Mestre e la zona industriale. È evidente che la salvezza di Venezia è legata a una corretta soluzione dei problemi creati dalla grossa concentrazione industriale, che sfrutta la laguna come porto naturale a vantaggio delle industrie che così possono avere una propria banchina d'attracco. Questa è con il turismo la carta su cui la classe dirigente veneziana ha puntato tutto, non però nell'interesse di tutti. Venezia in agonia ne è la prova, ma di pochi, dei grandi monopoli industriali. Porto Marghera è la terza concentrazione industriale italiana in ordine di grandezza, ma i lavoratori sono al 7° posto della scala salariale. Verso Mira e Campagnalucchia è ormai in fase di realizzazione la terza zona industriale. Ancora una volta si è deciso di interrare centinaia di ettari di barene, di sottrarre spazio alla laguna senza preoccuparsi delle conseguenze di tali interventi sull'equilibrio lagunare. Invano con il Consorzio per la terza zona industriale, cui partecipano gli enti pubblici, si è tentato di esercitare un controllo su questo vasto intervento sull'assetto del territorio, che condizionerà la vita della regione per molti anni a venire. Oggi come ieri continua a prevalere nelle scelte e nelle decisioni l'interesse dei privati su quello della collettività. Poco a poco il terriccio e la melma, riversati dalle scavatrici sui bassifondi della laguna sud, sottraggono al mare centinaia di ettari, la terza zona industriale. Così Porto Marghera, frutto esemplare della condiscendenza del fascismo verso i grandi gruppi capitalistici privati, continua a svilupparsi oggi secondo le medesime direttrici di 50 anni fa. Certo, la presenza di un polo di sviluppo industriale è una componente essenziale per la rinascita di Venezia,
Ma è altrettanto evidente che l'attuale situazione è causa di danni più che di vantaggi. Che i fumi di Marghera inquinino l'atmosfera con effetti non certo benefici sulla salute di tutti non importa. Che le opere d'arte vengano irrimediabilmente danneggiate non importa. Che gli scarichi industriali rendano la laguna uno stagno sozzo e maleodorante non importa. Che lo sfruttamento idrico del sottosuolo accentui lo sprofondamento che, come hanno confermato gli studi più recenti, è il pericolo maggiore per Venezia, non importa. Queste cartine mostrano le parti di Venezia sommerse dall'acqua alta nel 1901 e oggi. Basta che i costi per l'industria restino i più bassi possibili. Che poi la comunità paghi un prezzo più alto, ci viene taciuto. La soluzione del problema di Venezia passa attraverso lo sviluppo del porto commerciale piuttosto che di quello industriale. Le banchine attuali sono insufficienti per il volume di traffico che gravita sul porto e spesso le navi sono costrette a lunghe attese alla fonda. Con uno sviluppo dell'attività commerciale del porto sarebbe possibile arginare la continua espansione della zona industriale nelle barene. Utopistico pensare a Venezia come al futuro aeroporto sudorientale, come oggi Rotterdam è l'aeroporto nord-occidentale. È necessario però valutare attentamente ogni intervento sulla laguna per non ripetere gli errori dell'aeroporto di Tessera o della strada Romea, che non solo alterano irrimediabilmente l'ambiente lagunare, ma riducendone la superficie ne modificano con imprevedibili conseguenze il precario equilibrio. L'escavo del canale dei Petroli, che dovrebbe dirottare il grosso del traffico portuale dal porto di San Nicolò del Lido a quello di Malamocco, ha provocato polemiche e preoccupazioni particolarmente intense. È incredibile che solo oggi, a canale compiuto, si sia iniziata vicino a Padova la costruzione del modello lagunare rimasto per anni bloccato nelle secche della burocrazia. Si tratta di una superficie in cemento perfettamente piana, su cui verrà riprodotta in scala ridotta la configurazione idrografica della laguna. Si spera abbia una sorte diversa dal modello del bacino del Po, che gli è accanto, già in rovina prima di aver dato qualsiasi risultato apprezzabile. Un grosso intervento, come quello del canale dei Petroli, potrebbe, modificando gli attuali bacini lagunari, diminuire il drenaggio dei rii. Se le acque ristagnassero, la città diverrebbe letteralmente inabitabile per ragioni igieniche. Il restauro di Venezia è certo un fatto di cultura, ma se resta soltanto questo, se non diventa la pietra di paragone per un nuovo modo di pensare l'urbanistica, per la città del 2000 avrà mancato il suo scopo principale. È inutile avere i musei pieni di splendidi dipinti e nelle biblioteche rari volumi dei tempi di gloria della Serenissima quando ripetiamo a Mestre gli orrori di Roma. Mestre è una città in rapida espansione. Ancora non tutto è perduto, ancora possiamo mettere a profitto la lezione di Venezia. La sua salvezza è un problema che ci riguarda tutti, veneziani o no, perché salvare Venezia significa salvare la speranza di una diversa civiltà. Certo, per chi oggi vive in baracche come a Caimigliani, senza acqua e servizi igienici, alle spalle degli impianti della SICE Edison, venire ad abitare qui è un progresso, ma soprattutto igienico.
Domani i suoi figli si chiederanno se il senso della civiltà industriale sia quello di lavorare qui, o in ufficio, poco importa, per poi vivere qui. Avranno la televisione, forse la macchina e il fine settimana. Scapperanno da Mestre per andare a Jesolo, sul mare. Le spiagge italiane tendono a diventare tutte così. Se ti piace, se credi che non ci sia modo migliore di impiegare il territorio, non preoccuparti, sarai servito. Certo ci dovranno essere degli alberghi in riva al mare, magari un po' più belli, ma deve esserci anche un'alternativa. Jesolo è sopportabile solo se accanto c'è la spiaggia libera del Cavallino, e la penisola del Cavallino è ancora Venezia. La battaglia per Venezia si combatte anche qui, come a Mestre, a San Marco, alla Giudecca. Ma anche il Cavallino ha i giorni contati. Il contratto è per 40 anni, il canone d'affitto bassissimo. 3 dei pochissimi chilometri di spiaggia libera vicino a Venezia, uno dei rari tratti ancora disponibili tra Trieste e Ancona, rischia di essere utilizzato non nell'interesse della collettività, ma del concessionario. Assomiglierà allora a Sottomarina, dall'altra parte della laguna, a uno qualsiasi dei tanti chilometri di edifici che si allineano lungo le nostre coste. Un investimento edilizio è un investimento a lunga scadenza. Gli errori di oggi resteranno per altri 50 anni almeno. Per cambiare le nostre città, rese inabitabili dalla speculazione, non basterà cambiare governo. Bisogna agire ora. Salvare Venezia richiede uno sforzo eccezionale paragonabile a quello degli antichi veneziani che deviarono i fiumi della laguna per evitarne l'interramento. Oggi come allora, tale intervento ha un senso solo se fatto su una realtà viva, se Venezia e la sua laguna resisteranno come la proposta di un diverso futuro. Non tutela e salvaguardia soltanto, né espansione industriale a ogni costo sono le soluzioni, ma scelte modulate di tutta la collettività, secondo una nuova strategia che al di là dello sviluppo economico porti a quello civile e sociale. È, più che un'operazione urbanistica, un problema di scelte responsabili, di democrazia, e coinvolge tutti, anche te.